Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura le mani della mafia sulle scommesse online. Il GUP di Palermo dispone 10 rinvii a giudizio nell'ambito dell'inchiesta Breaking Bet, che avrebbe sgominato un giro di giochi illegali per favorire le famiglie mafiose di Licata, Campobello di Licata e Campobello di Mazara. Scarcerati e posti ai domiciliari i due giovani che erano stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di due studentesse americane a Siracusa. Secondo la difesa si sarebbe trattato di un rapporto consenziente. A conferma di ciò la relazione del ginecologo presentata ai giudici, secondo cui dall'ecografia non sarebbero state riscontrate lesioni di alcun tipo. Grave situazione invece in alcuni tratti di mare siciliani, gravemente inquinati e contaminati da batteri fecali e non solo. Sotto accusa il sistema di depurazione, il Codacons ha presentato un esposto alle procure di Catania, Palermo, Trapani e Agrigento. Si chiede anche l'intervento immediato di ASP, ARPA e divieti di balneazione. Grazie a un'ordinanza dell'assessore comunale di Palermo al benessere animale Fabrizio Ferrandelli sono state predisposte 6 aree di ristoro idrico per i cavalli che trainano le carrozze e previste delle ore di riposo per il loro benessere. Allo studio invece un progetto alternativo per arrivare alla totale trasformazione elettrica della carrozza con sostituzione del cavallo con il volante. E in chiusura il meteo, l'anticiclone Caronte è ancora il protagonista indiscusso in Sicilia. Anche domani sarà infatti una giornata infuocata con punte di 40 gradi un po' ovunque. Allerta rossa per il rischio incendi su Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Buona serata.